Buongiorno e benvenuti al TG Sicilia, le principali notizie di questa edizione. Ha preso il via a Palermo il 36esimo congresso dell'Associazione Magistrati. Davanti al Capo dello Stato e al Presidente del Senato, duro attacco del Presidente della ANM Santa Lucia alla politica. Strage di Casteldaccia, nei giorni dei funerali indetto il lutto in tutta la provincia di Palermo. Migliorano le condizioni del sesto operaio coinvolto nel drammatico incidente sul lavoro. A Noto la drammatica storia di una bimba di 10 mesi morta per aver ingerito candeggina mentre era in casa. Al TG Sicilia la testimonianza del medico che ha tentato di salvare la vita alla piccola. Politica, infuria la polemica dopo la gaffa del ministro Lollobrigida sulla siccità che ha colpito il meridione e la Sicilia. Catania, il sindaco ufficializza Sicilia 24 Focus, il sito dove sorgerà il termovalorizzatore sarà realizzato nella zona industriale. Calcio, il Palermo torna alla vittoria 1-0 col Sudtirolo e sesto posto in classifica ai playoff. DB affronterà la Samp. Domani per la C il Catania conoscerà il nome del proprio avversario negli spareggi promozione. Di nuovo bentrovati davanti al Presidente della Repubblica Mattarella, standing ovation fra parentesi per lui, al Presidente del Senato La Russa. A Palermo è cominciato il 36esimo congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati. Duro attacco del Presidente della ANM Santa Lucia alla politica. Marco Gulla. La standing ovation al Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha aperto al Teatro Massimo di Palermo il 36esimo congresso dell'Associazione Nazionale Magistrati. In prima fila anche il Presidente del Senato Ignazio La Russa, un momento di confronto e riflessioni sulla giustizia. Il congresso durerà sino a domenica e ha portato nel capoluogo siciliano oltre 1000 magistrati. Una 3 giorni incentrata sui temi fondamentali per la giurisdizione, quali la soggezione alla legge, l'interpretazione della norma e l'imparzialità nel per il giudizio. La magistratura italiana sarà chiamata ad una rinnovata riflessione anche sui tratti costitutivi del rendere giustizia. Nell'intervento al Teatro Massimo, il Presidente dell'Associazione Giuseppe Santa Lucia bacchetta la politica e dice che c'è una spinta a ridurre i confini dell'azione dei magistrati. I circuiti della politica, aggiunto, hanno perso gran parte della loro capacità inclusiva. Lo stesso progetto di separazione delle carriere, portato avanti con ostinazione pur dopo che la separazione delle funzioni è stata dilatata all'estremo con buona pace del favor per la pluralità delle esperienze professionali, reca con sé il germe dell'indebolimento della giurisdizione. Indebolimento che troverà compimento una volta che il pubblico ministero, separato e collocato in un ideale ma ad oggi sconosciuto spazio di autonomia e di contestuale estraneità all'area dei tradizionali poteri dello Stato, sarà in breve attratto nel raggio di influenza dell'esecutivo che mal tollera di non poter includere l'azione penale nei programmi di governo. Questa non è una prospettiva di fantasia. L'imparzialità del magistrato e quindi non solo quella del giudice non è soltanto un principio che diviene dovere puntuale inerente alla singola posizione istituzionale, ma è soprattutto un imprescindibile valore etico, ha invece detto il Presidente della Regione siciliana Renato Schifani nel suo intervento. Domani confronto con il Ministro della Giustizia Carlo Nordio. La strage di Casteldaccia, sono state completate le autopsie sulle 5 vittime, fra oggi e lunedì i funerali. Sempre lunedì, giornata di lutto in tutta la provincia di Palermo. Maglio Viola. Sono state completate le autopsie su tutti i 5 operai morti nella strage sul lavoro di Casteldaccia di lunedì scorso. Epifanio Alsazia, socio della Quadrifoglio Group, Ignazio Giordano e Giuseppe La Barbera. Sono stati eseguiti gli esami autoptici su Roberto Ranieri e Giuseppe Miraglia. Tutte le autopsie confermano la morte per asfissia dovuta al gas presente nell'impianto di sollevamento dei liquami, dove gli operai sono scesi per liberare una sonda incastrata. Dopo gli esami sui corpi, le salme sono state dissequestrate e restituite alle famiglie per celebrare i funerali. Oggi si terranno i funerali dei primi 3, Ignazio Giordano a Partinico, Epifanio Alsazia ad Alcamo, nel pomeriggio quelli di Giuseppe Miraglia a San Cipirrello. Lunedì invece saranno celebrati quelli di Giuseppe La Barbera a Palermo e nel pomeriggio quelli di Roberto Ranieri ad Alcamo. Lunedì stesso il sindaco metropolitano Roberto Lagalla ha indetto una giornata di lutto dell'intera provincia di Palermo. Intanto migliorano le condizioni di Domenico Viola, il sesto operaio sceso in quell'impianto. Per i medici occorre aspettare
aspettare almeno altre 96 ore prima di pensare di poter sciogliere la prognosi e permane un alto rischio di complicanze infettive. Sul fronte delle indagini arriveranno lunedì le relazioni dei periti sul tavolo dei magistrati che decideranno se iscrivere altri nel registro degli indagati. Attualmente l'inchiesta vede un solo raggiunto da avviso di garanzia. Si tratta del cotitolare della Quadrifoglio Group, Nicolò Di Salvo, mentre nessun provvedimento è stato assunto per i funzionari dell'AMAP, stazione appaltante e direzione dei lavori, né per l'impresa appaltatrice TEC, che ha poi subappaltato alla Quadrifoglio Group. Andiamo nel Siracusano, noto sconvolta per la morte di Silvia Di Raimondo, una bimba di 10 mesi. Ha ingerito candeggina mentre giocava in casa. Ascoltiamo la testimonianza del medico che ha soccorso la bambina. Francesco Loi. Questa bambina quando è arrivata era incosciente, era non in arresto cardiaco e quindi abbiamo iniziato immediatamente le manovre di rianimazione cardiopolmonare e nel frattempo è stata allertata anche la rianimazione. La corsa fino all'ospedale, il tentativo di evitare la tragedia, ma così non è stato. Si è spento qui, al Trigona di Noto, il cuoricino della piccola di 10 mesi che ha ingerito candeggina. Abbiamo fatto più del possibile, guardi, però purtroppo non è andata come è andata. Era a casa con la mamma di 24 anni e 2 fratellini. Ad un certo punto, mentre stava gattonando, avrebbe rovesciato su di sé un secchio pieno di candeggina. Almeno questa è la versione che la madre ha raccontato ai carabinieri. La procura ha aperto un fascicolo e i militari della compagnia stanno facendo tutti i rilievi per confermare o meno l'ipotesi più accreditata, quella dell'incidente. Per questo l'appartamento nella periferia di Noto è sotto sequestro. Nel vicinato, come in tutta la cittadina del Siracusano, la notizia della tragedia è rimbalzata subito anche nel resto d'Italia. Un brutto pomeriggio che qui difficilmente dimenticheranno. Ci spostiamo nel Messinese, adesso il consorzio Rete Fognante di Taormina nei guai, ex dirigente dell'ente e imprenditori. L'accusa è quella di corruzione. Francesco Triolo. Corruzione, turbata libertà nel processo di selezione degli appalti, falsificazione, truffe ed inquinamento ambientale sono queste le accuse che hanno portato i finanzieri di Messina e i poliziotti del commissariato di Taormina ad eseguire un'ordinanza di custodia cautelare nei confronti di vari soggetti legati al consorzio Rete Fognante di Taormina, responsabile dell'impianto fognario della zona ionica di Messina. Nei guai 2 ex dirigenti dell'ente che avevano il controllo sul lavoro di manutenzione dell'ente pubblico, assegnandoli in modo arbitrario per fini personali, e 2 imprenditori. Disposta la sospensione dall'esercizio del pubblico ufficio nei confronti di un ex dirigente del consorzio e il divieto temporaneo per gli imprenditori della provincia di Messina ed un professionista già dirigente dell'ente di contrarre con la pubblica amministrazione. Le indagini condotte dalla polizia e dalla Guardia di Finanza hanno rivelato un sistema consolidato di cattiva gestione delle funzioni pubbliche. Il sistema illecito, secondo gli investigatori, ruotava attorno alle figure dei 2 dirigenti rispettivamente responsabili dell'area tecnica e dell'area finanziaria, che gestivano in maniera clientelare i lavori di manutenzione dell'ente pubblico inosservanti della vigente normativa sui contratti pubblici, affidandoli arbitrariamente a taluni imprenditori per la realizzazione di scopi personalistici, quali incarichi privati, retribuiti ed altre varie utilità economiche. Le indagini avrebbero dimostrato come il responsabile tecnico avrebbe consentito l'utilizzo dell'impianto di depurazione anche in assenza dell'autorizzazione allo scarico, risultato ormai scaduta, e della manutenzione della struttura obbligatoria per il trattamento a norma di legge delle acque reflue, arrivando persino ad autorizzare uno degli imprenditori colpiti dalla misura restrittiva allo scarico reiterato di reflui fognari non depurati nelle acque del fiume Alcantara, in totale inosservanza delle prescrizioni, cagionando un significativo danno all'ecosistema fluviale. La pagina della politica, pioggia di polemiche in regione dopo che il ministro Lollobrigida al Senato si è detto sollevato che la crisi idrica sia arrivata in Sicilia e non da altre parti del paese. Maglio Viola. Una gaffe dal sapore offensivo, una mancanza di rispetto nei confronti di tutto il sud Italia, ma in particolare della Sicilia. Per di più uscite dalla bocca del ministro dell'Agricoltura. Arriva nell'isola la eco di un intervento infausto da parte del ministro Francesco Lollobrigida in Senato. Parole che lasciano l'amaro in bocca alle sue. Per fortuna quest'anno
la situazione legata alla siccità colpisce molto di più alcune regioni del sud, in particolare la Sicilia, e per fortuna molto meno le zone dalle quali lei proviene. A Catania getta acqua sul fuoco delle polemiche il presidente del Senato Ignazio La Russa, che derubrica l'incidente soltanto ad una espressione infelice, volendo dire tutt'altro. Non si può fare l'esegesi di ogni parola. Se io dico per fortuna ha colpito solo la Sicilia, non vuol dire che sono contento che ha colpito la Sicilia. Sono certo che lui volesse dire ci è andata male perché ha colpito la Sicilia. Pioggia di critiche targate 5 Stelle, che parlano di parole vergognose. Sui social poi c'è anche una videoreplica degli indipendentisti del gruppo Trinacria. Intanto la politica in Sicilia regala sorprese, come il ritorno in campo di Gianfranco Miccichè, l'ex presidente dell'Ars ed ex coordinatore di Forza Italia, isolato dal partito da circa un anno dopo polemiche e scontri. Sosterrà adesso alle europee l'assessore regionale Marco Falcone e l'eurodeputato uscente Caterina Chinnici. Una sorpresa, visto che proprio con Falcone fin dal 2021 c'era stato uno scambio di dure critiche, sia in eventi ufficiali che sui social. Pace fatta all'improvviso, sono questi i miracoli che fanno le elezioni. Parliamo del nuovo corso di Confindustria a Catania. La presidente Busi punta su legalità e cura delle infrastrutture. Giusy Lazzara. Si riparte a Confindustria Catania con Cristina Busi, da 40 anni a capo di un'azienda. Chiaro deciso il suo programma per i prossimi 4 anni, presentato nell'Assemblea Generale alla presenza del Presidente del Senato Ignazio La Russa e del Ministro degli Affari Europei e del PNRR Raffaele Fitto. Il nuovo corso per Confindustria, che rappresenta 700 imprese da lavoro a 26.000 persone, parte dalla legalità. Mettersi a posto, molti imprenditori, e il caso anche stato quello di Catania, dicevano appunto questo, che c'è comunque una pressione sempre della criminalità sugli imprenditori. Credo che sia assolutamente inaccettabile per gli imprenditori della mia generazione e soprattutto della generazione dei giovani. Non deve esistere, si denuncia. L'etica è fondamentale, tutti noi abbiamo firmato un codice etico, bisogna crederci. Altra priorità, il degrado della zona industriale, un'area che vive l'abbandono di istituzioni e amministrazioni locali. Al di là del discorso finanziario, ma anche proprio una gestione rapida e tempestiva. Ad esempio, si avvicina l'agosto. C'è un piano antincendi che tutti gli anni rischia di distruggere le nostre aziende e di ferire i nostri dipendenti? Ecco, queste sono le cose immediate. Poi è chiaro, il fondo, la parte economica sarà da valutare. E poi la sicurezza sul lavoro, l'impiego femminile e giovanile con la fuga dei cervelli, chiarezza e coinvolgimento delle imprese in vista dell'arrivo dei fondi del PNRR e delle zone economiche speciali, le ZES. Catania è sicuramente uno dei poli più rilevanti e importanti del Mezzogiorno d'Italia. Noi abbiamo un divario tra il nord e il sud che è storico, che ereditiamo. Capisco che nella polemica politica spesso si attribuisce a provvedimenti che verranno i problemi che ci sono, e questo è abbastanza singolare. Un lavoro di pressione anche sul Parlamento europeo, quello annunciato dalla Busi, per superare lo svantaggio legato all'insularità. Il sindaco di Catania, ospite del nostro Focus del venerdì, ha ufficializzato il sito dove sorgerà il termovalorizzatore. Ascoltiamolo. Dopo un'iniziale ricognizione che avevano consentito l'individuazione di un sito che si è rivelato inadeguato per la forte presenza di rifiuti pericolosi e la cui caratterizzazione e bonifica avrebbe comportato troppo tempo, parecchi mesi, alla fine abbiamo individuato un'altra, sempre alla zona industriale, leggermente più a nord, che è anche più congeniale perché è vicina ai nostri depuratori, i depuratori della sidra, e quindi permetterebbero quell'incastro che diventerebbe ottimale fra i fanghi di depurazione, il termovalorizzatore e l'area di compostaggio aerobico, perché così si annullerebbero tutti gli odori e avremmo la possibilità finalmente, nell'arco di tempo che sarà necessario e che chiaramente non potrà essere inferiore a 3-4 anni per quel che penso io, di avere il nostro termovalorizzatore. Catania, questa volta per mostrarvi la desolazione del Parco Gandhi, dove i rischi per la salute sono veramente elevati. Tonino De Mana.
riservava un giorno della settimana al silenzio, ma se Gandhi avesse saputo che un parco così abbandonato fosse intitolato alla sua memoria, chissà quanto avrebbe parlato e soprattutto chissà quanto si sarebbe lamentato. A Catania è in totale abbandono il parco Gandhi, per fortuna poco frequentato anche perché i rischi sono elevati. Tra la fitta ed incolta vegetazione proliferano zecche e processionaria che rappresentano un serio pericolo per la salute. Il parco giochi che vedete è sommerso dalle erbacce che magari potrebbero attutire il colpo se qualche bambino dovesse cadere, ma da queste parti nessuno cade, anche perché nessun bambino gioca e non potrebbe essere altrimenti. Sin dall'ingresso si percepisce il senso di abbandono, addirittura il cancello principale è tinteggiato a metà, mentre il passamano è pressoché invisibile e ricoperto dai rovi. L'ombra è garantita da questi alberi secolari, ma stazionare sotto non è consigliabile. Come ben vedete, al Parco Gandhi da oltre 3 mesi non vediamo la ordinaria manutenzione e i risultati sono di erba incolta, giochi completamente pieni di erba alta, alberi pericolanti e abbiamo anche un allarme di zecche e processionario. E i rami degli alberi arrivano fino ai palazzi circostanti. Con i rami che praticamente hanno invaso il condominio e stanno quasi arrivando a ridosso delle finestre, dei balconi e dei residenti stessi. Quindi quello che si chiede al Comune di Catania è una maggiore attenzione, una potatura degli alberi che non viene fatta ormai da anni. Ad Aragona, nell'Agrigentino, marcia di protesta da parte dei cittadini contro le nuove installazioni di antenne di telefonia, ritenute dannose per la salute pubblica. Davide Sardo. Insieme per dire no alle antenne. Ad Aragona, in provincia di Agrigento, la cittadinanza è stata in marcia dal municipio fino alla zona del cimitero comunale, capitanata dal sindaco Giuseppe Pendolino, dall'arciprete Don Angelo Chillura e dal comitato No Antenne. E la protesta è stata rivolta verso l'installazione di nuove antenne ritenute dannose per la salute pubblica nel centro abitato, a ridosso delle abitazioni, sopra i tetti dei palazzi, nei giardini e a pezzamenti di terreno di privati che per l'affitto ricevono somme di denaro cospicue da parte delle multinazionali del settore delle telecomunicazioni e della telefonia. Chi rimarrà qua ad Aragona almeno stia in ottima salute, goda in ottima salute. Ci battiamo proprio per questo motivo, noi genitori. Ma già prima, molti anni fa, c'era un'antenna qui in un palazzo e le hanno smesse perché c'erano delle malattie e l'hanno direttamente annullata l'antenna. Le amministrazioni locali nulla possono contro tali installazioni, i sindaci non hanno la possibilità di concedere o no le autorizzazioni. La competenza esclusiva è del governo nazionale, che ha già emanato un'apposita norma che permette ai gestori di telefonia mobile di procedere con le installazioni in autonomia, scegliendo luoghi e modalità senza interpellare gli enti pubblici quali comune, provincia e regione. In termini legali ci stiamo attivando per vedere se riusciamo a bloccare questo fenomeno così dilagante che riteniamo che sia pericoloso per la salute. La comunità d'Aragona ha voluto manifestare in maniera così ufficiale, pubblica, per dire le antenne vanno bene ma lontane dal centro abitato. Quindi non all'installazione di altre antenne ma anche lo spostamento di queste antenne che già esistono. Sarà un fine settimana caratterizzato dal bel tempo, dopo le piogge e il calo delle temperature dei giorni scorsi. Tra le possibili mete del weekend anche la Valle dei Templi di Agrigento. Uno spettacolo suggestivo che apre il weekend siciliano con la maestosità del Tempio di Ercole nella Valle dei Templi di Agrigento che si accende di blu per celebrare la giornata dell'Europa. Un'illuminazione straordinaria che rende omaggio alla storia millenaria del continente e al suo futuro. Un evento che inaugura il fine settimana siciliano denso di appuntamenti e che si prevede con un netto miglioramento delle condizioni meteo. Gli appuntamenti domenicali siciliani tra cultura, enogastronomia, musica e iniziative per la festa della mamma saranno accompagnati dal sole e dalle temperature in aumento. Così il popolo della Corri Catania, la corsa camminata di solidarietà che porterà nelle vie del centro storico etneo migliaia di persone, potrà godere di una bella giornata di sole. La colonnina di mercurio infatti supererà i 20 gradi in tutta la Sicilia, soprattutto nella zona orientale dell'isola, che a partire dalla metà della prossima settimana sarà protagonista della prima ondata di calore della stagione. Previsti picchi che supereranno i 30 gradi nel siracusano e nel catanese, mentre le temperature rimarranno nelle medie del periodo nel versante occidentale. Dopo la parentesi autunnale si ritorna al mare.
Adesso la pubblicità, fra poco il calcio con Palermo e Catania che si avvicinano ai playoff. Ben ritrovati, seconda parte del nostro telegiornale dedicata allo sport, al calcio. Partiamo dalla Serie B, il Palermo supera 1-0 il Südtirol e chiude al 6° posto la stagione regolare. Diachité regala a Mignani la prima vittoria, i rosanero giocheranno al Barbera con la Sampdoria il primo turno dei playoff, match in programma venerdì sera. Marco Gullà. Il 6° posto è salvo grazie al gol di Diachité che regala a Mignani la sua prima vittoria. Il Palermo vince a Bolzano 1-0 alla Südtirol, 3 punti che permettono ai rosanero di mantenere la 6ª posizione e giocare quindi il primo turno playoff contro la Sampdoria in casa. I siciliani potranno anche permettersi di pareggiare contro i blucerchiati per passare il turno e approdare in semifinale. Una partita, quella di ieri, non dissimile dalle tante già viste in questo campionato. Manovra lenta, poco movimento, gioco affidato alle iniziative dei singoli. Il Südtirol però ha fatto anche meno e il Palermo così non ha corso rischi se non nei minuti finali. Il primo tempo è stato ravvivato solo da un paio di conclusioni di ranocchia. 0-0, ripresa senza sussulti, il Palermo gioca senza ardore. Il risultato però cambia al 64esimo, angolo, palla in mezzo, rimpalli e Diachité da posizione ravvicinata scaraventa in porta la palla del vantaggio. 1-0 e primo timbro in campionato per il francese ex Ternana. Il Palermo controsorpassa la Sampdoria avanti a Catanzaro. Brunori ha anche l'occasione per il 2-0 ma il suo pallonetto non ha fortuna. Nel finale Südtirol che resta in 10 per l'espulsione di Davì. Palermo che rischia ma non subisce questa volta il gol degli avversari. Venerdì rosanero che torneranno a giocare al Barbera per affrontare la Sampdoria. In caso di parità al 90esimo si andrà ai supplementari e in caso di ulteriore parità dopo l'overtime passerà il Palermo. Dalla Serie B alla Serie C, il Catania parte oggi per Fiuggi, sede del ritiro che precede i playoff. Domani i rossazzurri conosceranno il proprio avversario. Angelo Gagliano. L'obiettivo è chiaro, l'hanno ricordato i tifosi al Massimino nell'allenamento a porte aperte, dare un senso alla stagione che ha regalato la Coppa Italia ma che in campionato ha visto troppe cadute. E allora in vista dei playoff ecco l'entusiasmo trascinante del pubblico rossazzurro per dare la spinta. La squadra applaude e raccoglie incoraggiamenti e richieste, tutti uniti in questo atto conclusivo del campionato. Tante volte dicevo che questi ragazzi erano distanti, li vedevo distanti, è un pensiero mio personale, dalla piazza, dalla città, da quello che proprio a livello viscerale il tifoso vuole e ieri è stata una giornata che ogni allenatore vorrebbe avere. Sul campo, l'abbiamo detto, conferme per il sistema utilizzato negli ultimi match e alcune soluzioni tattiche della gara vista nel match con il Benevento. Su tutti Ciccarelli come mezzala e Quaini in difesa potrebbero essere nuovamente riproposte. Sturaro è stato frenato da un altro problema fisico, un affaticamento muscolare. Ma Sturaro ha questo piccolo affaticamento, speriamo e pensiamo di recuperarlo per il ritorno. Beters, Silvestri aggregati al gruppo, abbiamo pensato anche a Tommaso di metterlo nella lista, però ci sono delle valutazioni importanti che adesso non penso sia il momento di parlare, nonostante il ragazzo vorrebbe a tutti i costi far parte dei disponibili. La squadra dopo l'allenamento di questa mattina si trasferirà a Fiuggi in attesa di conoscere l'avversario del primo turno della fase nazionale dei playoff. È tutto per questa edizione, la prossima alle 13:30. Vi lascio la rassegna stampa curata da Emanuela Corsi. Grazie per averci seguito, una buona giornata. Benvenuti alla TG Sicilia, alle principali notizie.
Commozione e rabbia a Partinico ai funerali di Ignazio Giordano, uno dei 5 operai vittime della strage a Casteldaccia. Folla in chiesa con la moglie, i figli e il sindaco. Le morti bianche, ammonisce l'arcivescovo di Monreale, sono una sconfitta della società. L'indipendenza della magistratura non si tocca. Il ministro della Giustizia Nordio interviene al congresso dell'Associazione Magistrati a Palermo, ma non mancano le polemiche. Catania, le periferie dimenticate, un parco giochi realizzato 6 mesi fa a Trappeto Nord è già abbandonato con seri pericoli per i bambini. Altre periferie a Catania, a Librino, inaugurate le sculture del progetto Magma, Amare e Sognatrice dell'artista fiorentino Fabrizio Corneli, nuova tappa dell'impegno del mecenate Antonio Presti per dare bellezza, arte e cultura al quartiere. Contrade dell'Etna, le eccellenze dei vini maturati sotto il vulcano prodotti da un centinaio di cantine da oggi fino a lunedì a Castiglione di Sicilia. Degustazioni libere per gli intenditori e gli appassionati. A Giarratana, nel Ragusano, le abitazioni storiche rimaste vuote e da ristrutturare in offerta a €1. È l'iniziativa del Comune per fronteggiare lo spopolamento e incentivare le attività economiche. A Siculiana, vicino ad Agrigento, inaugurato con costumi d'epoca e atmosfere suggestive, tra vicoli e viuzze storiche, il Museo Diffuso, di scena l'affascinante rappresentazione di un romantico sposalizio tra nobili del Trecento. Calcio, il Palermo ritorna a successo, venerdì prossimo esordirà nei play-off di B in casa con la Sampdoria. Il Catania domani conoscerà il nome dell'avversaria negli spareggi di promozione di C. Intanto Chiarella prolunga il contratto fino al 2027. Bentrovati. La strage di Casteldaccia, folla, rabbia, lacrime a Partinico per l'ultimo saluto a Ignazio Giordano, una delle 5 vittime. Non si può morire sul lavoro. Le parole dell'arcivescovo Monsignor Isacchi, che ha celebrato la messa nella chiesa madre di Partinico. Marco Gullà. Non si può ancora morire sul lavoro, un'omelia intensa, forte, dura, un'omelia che condanna le morti bianche, così come le ha definite Monsignor Gualtiero Isacchi, l'arcivescovo di Monreale, che questa mattina ha celebrato la Santa Messa per i funerali di Ignazio Giordano, uno dei 5 operai rimasti uccisi a Casteldaccia mentre lavoravano allo spurgo della rete fognaria. Le lacrime che si intrecciano con il dolore. La chiesa madre di Partinico, paese dove viveva Giordano con la famiglia, è stracolma di parenti, amici, conoscenti e di tutti coloro che, anche se non conoscevano Ignazio, hanno voluto pregare insieme per l'ultimo saluto. Credo che il sentimento condiviso da tutti sia di grande tristezza e sgomento, perché è veramente difficile vivere l'esperienza del lutto, della morte di una persona cara, di una persona conosciuta, ma è ancora più difficile vivere la morte che avviene in questo modo. Oggi anche i funerali di Giuseppe Miraglia e poi Epifanio Alsazia, il socio della ditta subappaltatrice Quadrifoglio. Lunedì invece l'ultimo saluto al palermitano Giuseppe La Barbera, la vittima più giovane, e poi Roberto Ranieri. Palermo, indipendenza della magistratura come valore imprescindibile. Leggi antimafia italiane, modello nel mondo, concorsi rapidi per nuovi giudici. L'intervento del Ministro della Giustizia Nordio al centro della seconda giornata del congresso dell'Associazione Magistrati a Palermo, appunto, ma non sono mancate le polemiche. Maglio Viola. Indipendenza della magistratura, valore imprescindibile. Leggi antimafia italiane, modello nel mondo, concorsi rapidi per nuovi giudici di cui c'è grande bisogno, viste le oggettive carenze in organico. Sono stati i temi principali dell'intervento del Ministro della Giustizia Carlo Nordio a Palermo al congresso dell'ANM, l'Associazione Nazionale Magistrati. Un evento aperto ieri dalla relazione del Presidente Giuseppe Santalucia, che ha indicato nella separazione delle carriere un rischio per l'indipendenza della magistratura, e da diversi saluti istituzionali
istituzionali e da una gaffe del sindaco di Palermo Roberto Lagalla, che nel suo discorso ha dimenticato di citare il presidente della regione Renato Schifani in prima fila. Il comune ha poi fatto sapere di aver dovuto tagliare il discorso per questione di tempo, ma questa mattina in maniera piccata Schifani ha risposto che per salutare una persona occorrono 2 secondi, si tratta solo di stili istituzionali personali. Polemiche locali a parte, l'intervento del ministro è stato uno dei momenti più attesi. La cosa più bella degli incontri che si sono svolti al G7 nei giorni scorsi è l'omaggio che i partecipanti hanno tributato alla magistratura italiana per il loro lavoro nella lotta contro la mafia, ha detto Nordio. Per il ministro Guardasigilli l'indipendenza della magistratura giudicante è requirente e un principio non negoziabile. Una contiguità col potere esecutivo è inimmaginabile. Resta però il problema della separazione delle carriere. I vuoti della magistratura poi saranno colmati con concorsi e assunzioni entro il 2026. Infine, in qualsiasi riforma, ha rassicurato, la prevalenza dei giudici togati nel CSM sarà comunque assicurata. Ancora sul congresso di Palermo, la segretaria del PD Schlein, intervenuta poco fa, si è detta fermamente contraria alla separazione delle carriere e delle toghe, parlando di atteggiamento aggressivo del governo verso la magistratura. Il punto, l'approfondimento curato da Luca Ciliberti, da oggi fino al voto dell'8 e 9 giugno si trasformerà in speciale elezioni europee 2024 e diventerà il luogo di incontro politico per i partiti e le liste in corsa nel collegio Italia Insulare. Si comincerà alle 14.30 oggi su Telecolor e in replica alle 21.30 su Antenna Sicilia. Nella prima puntata interverranno il senatore di Fratelli d'Italia Salvo Sallemi, il coordinatore regionale di Forza Italia Marcello Caruso, il capogruppo dei 5 Stelle all'Ars Antonio De Luca, il coordinatore regionale di Sud Chiama Nord Danilo Lo Giudice e il segretario regionale di Sinistra Italiana Pierpaolo Montalto. Al punto con Luca Ciliberti. Catania e le periferie dimenticate. Un parco giochi realizzato 6 mesi fa a Trappeto Nord è già abbandonato, con seri pericoli per i bambini. Lo sfogo dei residenti con Tonino De Mana. È stato consegnato ma non inaugurato, forse con l'idea di completarlo, magari asfaltando l'area circostante. Ed invece, in piazza Abate Silvestri, siamo a Trappeto Nord, a distanza di 6 mesi il parco giochi che vedete, realizzato dal comune di Catania con finanziamenti europei, si trova in queste condizioni con le erbacce che invadono ogni cosa. Gli alberi, recentemente piantumati, sono già essiccati ed enormi massi sono in bella mostra a ridosso dell'area ludica. Il senso di abbandono è sotto gli occhi di tutti, anche per chi per poco tempo auspicava un destino diverso per il quartiere. Ho 61 anni, ho figli e nipoti, non avevamo mai avuto un parco giochi, ne hanno fatto uno e guardate come l'hanno fatto. Io sono del parere che se una cosa si deve fare o si fa bene o non si fa, tutte le pietre a terra. Non si ci può nemmeno andare da sopra, i bambini è pericoloso per i bambini. Quando non lo facevano oppure lo recintavano e lo tenevano chiuso fino a quando non erano pronti. Io capisco, forse gli hanno mandato più i fondi, non hanno più avuto più fondi, però neanche così, a lasciarlo così. Sono tante le segnalazioni al numero di WhatsApp 342 74 55 005. Senza andare troppo lontano, ci spostiamo in via Dognocchi, dove 2 alberi secolari rappresentano un serio pericolo per i residenti. Ancora ci sono i resti dell'ultima tromba d'aria che è successa circa 2 anni e qualcosa fa. Da specificare anche che le radici di quest'albero alle mie spalle vanno dentro la casa dei primi piani. Radici a ridosso delle case, fronde all'altezza dell'ultimo piano. Da queste parti non si può certo dire che manchi il verde. Altre periferie a Catania, a Librino, l'impegno del mecenate Antonio Presti per diffondere bellezza, arte e cultura nel quartiere catanese. Inaugurate ieri sera le sculture del progetto Magma, Amare e Sognatrice, dell'artista fiorentino Fabrizio Corneli e Emanuela Corsi. Il volto di una sognatrice con gli occhi chiusi e il bacio tra un uomo e una donna. Librino si accende con le sculture di luce e ombre dell'artista Fabrizio Corneli, installate su 2 palazzi di Viale Bummacaro e Viale Castagnola. È l'iniziativa che fa parte del progetto Magma del mecenate Antonio Presti, presidente della Fondazione Fiumara d'Arte, che in occasione della Festa della Mamma ha voluto omaggiare quelle di Librino. La nascita di queste 2 opere stasera, la Sognatrice e l'Amare, sono sicuramente per quelle mamme quel valore di essere ancora
ancora oggi testimonianza di un valore di differenza e di sacralità. Le opere d'arte dal titolo Sognatrice e Amare sono due sculture dell'artista fiorentino Fabrizio Corneli, che sin dagli esordi ha utilizzato la luce e l'ombra. Le due immagini sono ai due lati della strada, prendono vita però soltanto la notte. In qualche modo durante il giorno sono misteriose, rimangono aleatori, e la notte invece con queste ombre diventano due vere e proprie immagini. Un bacio al librino e l'invito che il maestro Presti e l'artista Corneli rivolgono a tutti gli innamorati affinché possano scambiarsi un bacio ai piedi dell'opera Amare e pubblicare poi una foto sui social. Librino in questo momento siamo contenti perché è diventato un museo a cielo aperto e quindi si parlerà di Librino in modo diverso. Che dire, la speranza dei ragazzi che avranno un futuro migliore di quelli che sono stati a Librino e sono stati meno fortunati. Dopo aver coinvolto le scuole e le associazioni per la realizzazione della Porta delle Farfalle, adesso Presti ha scelto di avvicinarsi ai condomini, microcosmo complesso fatto di cooperative, persone e storie che svelano un'altra periferia, una Librino diversa. Restiamo a Catania, un viaggio nella storia di un aeroporto che ha accompagnato la crescita della città e della Sicilia. Celebrato stamane il centenario dell'aeroporto di Fontanarossa, il giorno dopo l'arrivo della conferma dell'autorizzazione che porterà alla ristrutturazione del Terminal Morandi. Dopo gli interventi istituzionali, in cui si è parlato anche del notevole aumento di passeggeri per lo scalo, alla presenza delle autorità e dei vertici ENAC e SA, è stata svelata, come avete visto, una targa e in occasione dei 100 anni dell'aeroporto di Catania SAC ha pure presentato un francobollo celebrativo e un nuovo libro, In volo da Catania, oltre un secolo di storia. Corri Catania, cresce l'attesa per la corsa camminata con partenza domani alle 10 da Piazza Università. Viviamo insieme la vigilia con Tonino De Manna. Il countdown è iniziato, ma la corsa alla maglietta e quindi alla partecipazione alla Corri Catania non si è ancora concluso e terminerà poco prima dello start previsto alle 10, quando oltre 20.000 partecipanti si troveranno fianco a fianco per la corsa camminata, giunta ormai alla 16ª edizione. Si respira l'aria del grande evento? Assolutamente sì, Corri Catania regala sempre questa meravigliosa festa, una festa di sport, una festa di solidarietà, sono già migliaia le persone che hanno deciso di correre con noi. Piazza Università è il cuore pulsante della manifestazione con decine di eventi sportivi, culturali, gastronomici e non solo, si corre anche ad acquistare il kit. Obiettivamente sono iniziative molto belle a favore della collettività e della gente che soffre. Siete carichi? Carichissimi, vediamo come andrà. Non sta nella pelle la testimonial della Corri Catania, Maria Cocuzza. Negli anni Corri Catania ha fatto delle cose bellissime, ha realizzato dei progetti veramente importanti di solidarietà, di rispetto verso il prossimo, quindi è veramente una super manifestazione. Una gara di solidarietà dal nobile fine con il progetto Officina del Cuore per realizzare un'area cardiologica attrezzata all'interno dell'ambulatorio medico solidale della Croce Rossa Italiana di Catania. E domani sarà anche un banco di prova per la viabilità lungo il circuito cittadino, divieti di transito dalle 8 alle 14. Per gli spostamenti è consigliabile utilizzare mezzi pubblici e metro. Partenza domani alle 10 da Piazza Università. Contrade dell'Etna. Le eccellenze dei vini maturati sotto il vulcano, prodotti da un centinaio di cantine, da oggi fino a lunedì a Castiglione di Sicilia. Degustazioni libere per gli intenditori e per gli appassionati. Desiree Ferlito. Degustazioni, grandi ospiti e cultura del vino alla 15ª edizione di Contrade dell'Etna. Da oggi sino a lunedì il racconto dell'eccellenza dei vini siciliani nella rassegna più importante del vulcano. È una festa del vino. Non è un festival, non è una festa ingessata, voglio dire, è proprio una festa del vino. La festa del vino. Sì, ci si ritrova alle pendici del vulcano in uno scenario naturale che è unico al mondo, per festeggiare letteralmente la qualità e la quantità di questi straordinari vini e dei loro straordinari vignaioli. Dopo il successo degli scorsi anni, il Picciolo Golf Resort a Castiglione di Sicilia si prepara a diventare il palcoscenico dell'evento dedicato agli appassionati del vino. Un viaggio nella storia e nella tradizione dell'isola, dove sorge da sempre un tesoro enologico che incanta i palati di tutto il mondo. Il tema della prima masterclass è l'Etna, un vulcano, mito
1000 vini, perché è proprio il particolarissimo terroir dell'Etna che crea delle diversità così marcate addirittura da creare situazioni in cui due vigne a distanza di 100 metri l'una dall'altra sulla stessa bacca producono vini completamente diversi. Contrade dell'Etna ha saputo evolversi nel tempo, mantenendo sempre vivo il suo spirito originario di convivialità e confronto tra i produttori locali, diventando un punto di riferimento per gli appassionati e gli operatori del settore, attirando un pubblico sempre più ampio e internazionale. Tra i prestigiosi ospiti spicca un'icona del settore a livello internazionale, Steve Kim, americana di origini coreana e tra i founder dell'Accademia Vinitaly International. I biglietti disponibili su una piattaforma online o acquistabili sul posto. Da oggi fino a lunedì a Castiglione di Sicilia. Adesso andiamo a Palermo, la guerriglia di marzo con lancio di oggetti contro polizia e vigili del fuoco, ricorderete, per impedire di spegnere le vampe di San Giuseppe. Eccola qua, non è stata dimenticata dalle forze di polizia. Nelle ultime ore sono stati identificati e denunciati 4 ragazzi. I disordini e gli incendi di 2 mesi fa avevano funestato, come si vede, le tradizionali cerimonie di San Giuseppe. Ponte sullo Stretto, il ministro Pichetto minimizza il previsto rallentamento dell'avvio dei lavori e a sua volta la società di Ciucci rassicura sulle preoccupazioni per la futura viabilità di Messina. Francesco Triolo. 3 mesi non spostano nulla, l'importante è fare le cose per bene, in trasparenza e sicurezza. Il ministro dell'ambiente Gilberto Pichetto Fratin ospita Omnibus sulla 7 ha commentato così le nuove tempistiche per la costruzione del ponte, dopo che la Stretto di Messina ha annunciato di voler chiedere una proroga per rispondere agli approfondimenti del ministero. La società intanto ha voluto replicare a quanto emerso durante la commissione consiliare sul ponte di mercoledì scorso, in particolare sulle interferenze con la viabilità cittadina. Secondo la Stretto di Messina a Torre Faro è prevista una viabilità alternativa che aggirerà l'area di cantiere così da garantire continuità al traffico stradale e permettere il collegamento alla via circuito. E anche per il collegamento con la strada panoramica è prevista la realizzazione di una via alternativa prima dell'inibizione al traffico della salita Frantinaro, garantendo anche l'accesso al vicino cimitero. Per la fermata della stazione sul Viale Europa invece è prevista una deviazione temporanea della durata di alcuni mesi e inoltre non corrisponde al vero, ha detto la società, che il nuovo tracciato autostradale è in conflitto con l'impianto di gestione dei rifiuti a Pace, perché l'area di cantiere che sarà predisposta per la realizzazione del viadotto Pace avrà termine al di fuori dei muri perimetrali di confine dell'impianto. Giarratana nel Ragusano rischia lo spopolamento. Il comune, per incentivare anche le attività economiche, offre le abitazioni rimaste vuote da ristrutturare al costo di €1. Veronica Barbarino. Case a €1 anche a Giarratana, sulla scia di quanto fatto a Sallemi, Sambuca di Sicilia, Mussomeli ed altri comuni non siciliani. L'iniziativa è dettata dalla consapevolezza che sia necessario recuperare e riqualificare il centro abitato del paese, ormai spopolato. Occorre creare urbanizzazione e nuove attività economiche, approfittando anche dell'attenzione che il territorio ibleo gode da parte di investitori stranieri. Abbiamo adottato l'iniziativa perché vediamo che in generale il territorio ibleo è attenzionato ai fini abitativi anche da persone, da famiglie provenienti anche da stati esteri oppure dal nord, perché la provincia di Ragusa è un territorio dove si vive bene. Il comune di Giarratana presto pubblicherà un apposito avviso pubblico e ciascun proprietario interessato potrà candidare il proprio immobile. Per incentivare la partecipazione a questa iniziativa saranno previste agevolazioni fiscali per gli acquirenti, come esonero del pagamento della Tari per i primi 3 anni ed esonero del pagamento degli oneri edilizi di competenza dell'ente comunale. Affascinante rappresentazione fra costumi d'epoca e luci suggestive a Siculiana, vicino ad Agrigento. Inaugurato nel centro storico il Museo Diffuso, un progetto di rigenerazione urbana e culturale che racconta lo storico sposalizio benedetto nel 300 tra Costanza Chiaromonte e Brancaleone Doria. Davide Sardo.
Il centro storico di Siculiana è palcoscenico tra vicoli e viuzze sotto il cielo. Elementi artistici unici e originali raccontano la memoria degli spazi urbani ed il valore dei sentimenti, come quelli tramandati nel tempo dallo sposalizio Benedetto di Costanza Chiaramonte e Brancaleone Doria. Lo storico matrimonio tra i due nobili, avvenuto nel 1311, è trasceso in un museo diffuso, un progetto di rigenerazione urbana e culturale appena inaugurato. Storia e leggenda si incontrano e si intrecciano con un itinerario che si snoda nel cuore cittadino di Siculiana, non a caso la città degli sposi. Da Piazza Umberto I l'itinerario conduce al Giardino degli Amanti e alla sorgente di Calat, attraverso 25 personaggi modellati a bassorilievo, decorati in ceramica e invetriati con cristallina, composti di circa 250 pezzi riassemblati in speciali telai di ferro scatolato autoportanti. I matrimoni e le unioni a Siculiana erano benedetti dalla provvidenza. Da questo dato storico si è sviluppato poi un racconto che è andato a riqualificare e a rigenerare dei luoghi abbandonati di Siculiana e facendone luoghi di arte, di cultura e di bellezza. Da tempo lavoriamo per un turismo, per un turismo che coniughi il mare col centro storico, e questo sicuramente rientra tra questa, come dire, idea che abbiamo per una Siculiana che ha mare, centro storico e bellezze naturali che vanno comunque messe in rete, è quello che stiamo facendo. Siculiana è tra i comuni aderenti al circuito delle Vie dei Tesori e fino al prossimo 26 maggio con l'iniziativa dei Borghi dei Tesori Fest offre l'occasione ai turisti di immergersi tra gli scorci e i cortili del borgo antico e vivere atmosfere e suggestioni di un tempo. È il momento della nostra breve pausa, tra poco il calcio con i prossimi play-off di Palermo e Catania. State con noi, vi aspettiamo. Eccoci di nuovo insieme con il calcio. Il Palermo supera 1-0 il Sud Tirol e chiude al sesto posto. Diachité regala a Mignani la prima vittoria. I rosanero giocheranno al Barbera con la Sampdoria il primo turno playoff, match in programma venerdì sera. Marco Gulà. Il sesto posto è salvo grazie al gol di Diachité che regala a Mignani la sua prima vittoria. Il Palermo vince a Bolzano 1-0 alla Sud Tirol, 3 punti che permettono ai rosanero di mantenere la sesta posizione e giocare quindi il primo turno playoff contro la Sampdoria in casa. I siciliani potranno anche permettersi di pareggiare contro i blucerchiati per passare il turno e approdare in semifinale. Una partita, quella di ieri, non dissimile dalle tante già viste in questo campionato. Manovra lenta, poco movimento, gioco affidato alle iniziative dei singoli. Il Sud Tirol però ha fatto anche meno e il Palermo così non ha corso rischi se non nei minuti finali. Il primo tempo è stato ravvivato solo da un paio di conclusioni di ranocchia. 0-0, ripresa senza sussulti, il Palermo gioca senza ardore. Il risultato però cambia al 64esimo, angolo, palla in mezzo, rimpalli e Diachité da posizione ravvicinata scaraventa in porta la palla del vantaggio. 1-0 e primo timbro in campionato per il francese Externana. Il Palermo controsorpassa la Sampdoria avanti a Catanzaro. Brunori ha anche l'occasione per il 2-0 ma il suo pallonetto non ha fortuna. Nel finale Sud Tirol che resta in 10 per l'espulsione di Davì. Palermo che rischia ma non subisce questa volta il gol degli avversari. I ragazzi oggi sono stati bravi perché le partite che possono sembrare più facili, o meglio quelle contro squadre che magari non hanno più niente da dire, sono sicuramente le più difficili per l'importanza che aveva per noi questa partita. Venerdì rosanero che torneranno a giocare al Barbera per affrontare la Sampdoria. In caso di parità al 90° si andrà ai supplementari e in caso di ulteriore parità dopo l'overtime passerà il Palermo. Il Catania in ritiro in vista dei play-off, fra 3 giorni l'esordio, domani pomeriggio il sorteggio da cui si conoscerà l'avversaria degli etnei. Zeoli spera di poter contare su un asso nella manica. Intanto Chiarella rinnova fino al 2027. Marco Carli. Quando si fanno queste competizioni l'augurio che si fa a ogni allenatore è quello di trovare l'uomo playoff, no? Anche nelle competizioni internazionali pensiamo, che ne so, faccio un esempio a Schillaci della situazione, dunque
uno se lo augura. Totò Schillaci, bomber d'Italia 90, storia di 34 anni fa ma arcinota. L'attaccante palermitano era arrivato alla manifestazione più importante del mondo dopo un solo anno di A, alla Juve, con gente tipo Vialli davanti a lui nelle preferenze, e invece ha sbaragliato il campo vincendo la classifica dei cannonieri e segnando in tutti i modi, di testa, di piede, di fino e di potenza. Poi un lento declino, ma la favola resta. Una favola, appunto, che il Catania spera di vivere nei prossimi play-off. La stagione regolare presa nella sua interezza dice il contrario, ma la vittoria in Coppa Italia, il blasone, la carica del Massimino autorizzano a sperare. Chi può essere allora lo Schillaci di Zeoli? In attacco Cianci, ad esempio, ha fatto benissimo nelle ultime partite. Di Carmine invece ha avuto più difficoltà, ma potrebbe essere lui a sostenere il Catania negli spareggi. Vedremo. Intanto gli etnei vogliono sfruttare al massimo anche il mini ritiro di Fiuggi. Credo che sia una scelta giusta in questo momento, anche perché rimanendo a Catania poi partire lunedì mattina non sappiamo dove, invece lì stiamo insieme, guardiamo gli avversari insieme. Intanto è arrivata la notizia del prolungamento contrattuale fino al 2027 per Marco Chiarella, con un Catania che continua a blindare i giocatori di maggiore prospettiva. In ritiro gli etnei conosceranno il nome del loro avversario nel primo turno della fase nazionale dei playoff. Il sorteggio di domenica indicherà la strada e poi si comincia da martedì, si fa sul serio. E noi ci fermiamo qui, l'appuntamento come al solito è per le 20, grazie e buon pomeriggio.